asciugarsi il sudore che non c'è e dopo un po' si sente bussare alla porta. È permesso? È permesso? Avanti, accomodatevi, signore. Mi manda l'imperatore a vedere il vestito a che punto sta. Siamo quasi a metà della metà e presto sarà finito, e anche prima. Il ciambellano si guarda intorno sbalordito, a bocca aperta. A metà? Mi stupisco, io non vedo niente e nulla capisco. Che dice eccellenza? Non è una magnificenza? Che riflessi, che tinte! E queste cose non sembrano dipinte! Ah, le rose, certo, le rose carine. Non vedo le rose né spine, non vedo un accidente. Sarà che non sono intelligente, non mi ero mai accorto di essere uno stupido, un indegno, ma se lo fanno gli altri, se lo faccio vedere agli altri sono morto. Fingerò di vedere che opera di ingegno, che finezza, che delicatezza. Un lavoro insuperabile. Eccellenza, lei è molto amabile, osservi questa sfumatura, bella, arte pura, di squisita fattura, e pensare che vedo soltanto aria. Signori, mi compiaccio, permettete di abbraccio, riferirò, ma in quel momento il signore deve bussare una seconda volta, c'è un nuovo visitatore. Disturbo? Si può? La regina Armendia cerca di notizie sulla sartoria. Oh, colleghe illustrissimo, venite stupite, sbalordite, osservate questa meraviglia. Ma chi per chi mi piglia? Non vedo nulla. Ah, già, devo stare attento. Zitto, per carità, passare per un citrullo non mi va. E dunque, che ve ne pare, collega? Ah, un'opera superlativa. E guardate questa rosa, sembra viva questa rosa. Quella rossa? No, quella gialla, questa qua. Ah, scusate, io guardavo di là, c'è proprio un quadro da mettere in cornice. Chissà come sarà felice l'imperatrice quando vedrà e la regina di gioia ballerà. Ma ecco, in quel momento arriva l'imperatore. Come va? Come va? Di aspettare, mi sono seccato, spero che il mio vestito sia terminato. Anche il mio, anche il mio! Sì, è un istante, attacco questo bottone di diamante. Madame, un momentino, ecco questo volantino. Ecco fatto, maestà. Ecco, siete soddisfatto? Madama, siete contenta? Ah, non vedo un tipo secco. Oh, l'effetto terribile della stoffa invisibile. Dunque non sono degno di fare l'imperatore, nel caso migliore ho una testa di legno. E la regina, che abbia ragione il popolo quando dice che sono un'oca. Ah, mi sento morire di vergogna. È un re. E qui fingere bisogna. Signori, vi dirò il mio parere imperiale. Il vestito è mica male. Ma caro, delle tue auguste lodi non essere così avaro, non ho mai visto niente di più bello. E così accarezzano il vestito. E tutti i cortigiani, è vero, i due imperiali vestiti sono una sciccheria, una poesia, una rapsodia. Scusi collega, cosa vuol dire rapsodia? Solo gli intelligenti possono capire ciò. Abiti tanto egregi non furono mai visti. Per mostrare agli artisti la mia benevolenza e la mia approvazione, concedo loro questa decorazione e il titolo di eccellenza, trasmissibile fino alla 17ª generazione. E da 2 medaglioni. Sì, ci confondete. Ora, se permettete, faremo una prova della veste nuova. Una prova, dite? Anche a me. I vestiti si vedono meglio indosso, voi capite? Capisco, devo spogliarmi? Anch'io? Degnatevi, maestra, degnatevi, sovrana. E così vengono aiutati, si tolgono tutti i vestiti, rimangono in mutande, in canottiera e indossano i vestiti. E i cortigiani, vedendo i vestiti bellissimi che i due sarti hanno fatto, dicono: oh, spettacolo adorabile, stupendo, intramontabile. Cosa c'è il tramonto? Chi non capisce è tonto. Ah, sì, l'altro braccio, sì, così, ecco, perfetto. Aspetti che l'allaccio. E la gonna non è un po' lunga, la mia gonna fa un magnifico effetto, maestà. Pesa pochissimo, mi sento fresco. Scusate questa piedina sul petto, non camminate, camminate così. Oh, se vedeste, Sile,
come dona la vostra persona. Siete bellissimo. E la regina, e a me come sta? Come sta? Posso andare da Simona Ventura? D'incanto, sacra maestà. Che eleganza, che eleganza. Ma in quel momento si ode la banda. È arrivata la banda! Marco, è arrivata la banda! Sì, è arrivata la banda! Sile, inizia la parata! Me l'ero scordata! Il programma prevede per l'occasione che le loro maestà si affacciano al balcone. Presentatevi vestito così, Sile, sembrerete un nume! E io, una ninfa, regina, una dea, una star! La folla attende ansiosa di ammirare quest'opera miracolosa e decide di affacciarsi. Eccole, le loro imperiali maestà, lunga vita e felicità! Felicità! Applausi, viva, grida di meraviglia, squilli di tromba, tanti oh, tanti ah, tanti eccetera! I due tessitori, non visti, preparano le loro valigie, gli argenti, le stoffe, le sete e fuggono via. Collega, è ora di andare via, la carrozza ci aspetta. Signori, signori, salutateci voi l'imperatore, il lavoro ci chiama, salutateci madama. Applausi, 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 poi c'è venuto un bambino e dice: oh, oh, non vedete? Le loro maestà non hanno addosso nulla, sono spogliati! Monello, tappatemi la bocca, non ci tocca di sentire, ma è vero, ma sono con le mutande, guardate, vergogna, hanno scambiato il balcone per il gabinetto! Risate, fischi, un pandemonio, cortigiani che scappano, ciambellani che se ne affilano, ministri che scivolano via a quattro zampe. Nessuno si accorge che i decisori sono fuggiti via. Allora l'imperatore ferma tutti, basta! Oh, cortigiani! Ciambellani, maggiordomo, ammiragli, presto, chiamate il boia, poi dobbiamo condannare a morte qualcuno! Per i due truffatori, maestà, no! Per quel bambino che ha detto la verità. Agli ordini, signore, lo condanneremo. Voi bambini, se lo vedete quel bambino, ditegli di fuggire, nascondetelo, proteggetelo. E quando sarà grande tornerà per mettere in fuga 1000 bugiardi con una sola verità. Fine. Oh.